Buonasera a tutti ragazzi, chiudiamo questa giornata con la botta finale, la chiamo io, quindi commettiamo una bellissima notizia, tanto per modo di dire, ironicamente, secondo alcuni scienziati, anzi veramente secondo tutti gli scienziati, una mostruosa roccia spaziale grande 400 metri di diametro si sta dirigendo verso la Terra a una velocità davvero quasi di poco, più o meno 1800 km all'ora. Quindi proprio una cosa pazzesca. Se ipoteticamente si scontrasse con il nostro pianeta, l'esplosione sarebbe 150.000 volte più forte dell'esplosione della bomba lanciata sulla città di Hiroshima. Pensate un po' che cos'è sta cosa, quindi non mi fate domande ragazzi che cosa potrebbe succedere, perché causerebbe un'estinzione di massa peggiore di quella che ha colpito i dinosauri, quindi non ci sono commenti su questo sassolino. Questo meteorite si chiama FT3 2007, è stato più o meno già avvistato un decennio, 10 anni fa più o meno, e quindi da oggi e fino al 2061 transiterà 165 volte vicino alla Terra. Quindi la prossima volta che succederà sarà questo 3 ottobre 2019. Quindi questo 3 ottobre, ciao Francesco, ci sta questo enorme asteroide che passerà, dicono ragazzi, da quello che l'ESA e la NASA dice, è che ci sia una possibilità di una su 11.000 che diciamo potrebbe impattare sulla Terra. Diciamo che si stima che si troverà a 420.000 km lontano dal nostro pianeta, quindi più lontano della Luna. Quindi secondo loro non bisogna spaventarsi, anche se ragazzi, guardando che una su 11.000 è pochissimo in effetti se noi riflettiamo, quindi è vero che e non lo so Francesco, 3 ottobre tu quando festeggi? Questo non lo so, però se guardiamo le cose ragazzi, diciamo per vincere la lotteria tu hai una possibilità su 303 milioni di possibilità, quindi vedi una su 303 milioni, quindi se ti colpisce un fulmine, tanto per dire, è di una su 15.000 ed è difficile. Questa non è stata un'altra, diciamo, causalità. I 4. No, Raggi, stai messo male allora. Vabbè, speriamo che passa, non tocca nulla, quindi è meglio perché non è che non festeggiamo San Francesco, non festeggiamo più nessuno, quindi non è un problema di San Francesco, è un problema di tutti i santi nostri, quindi se pensate che anche ad esempio l'attacco di uno squalo è di 1,3,7 milioni, quindi è più facile che veniamo colpiti da questo asteroide che no queste cose che io vi ho elencato, quindi diciamo che è più facile che un asteroide ci colpisca e non che si succedano altre casualità come vincere la lotteria, oppure che un fulmine ci colpisca, oppure ad esempio morire per una pianta velenosa o animale è una su 45.000, quindi ragazzi un incidente aereo è di 188.000, qua di 11.000, quindi è più facile che ci colpisca questo asteroide ragazzi, quindi non so se devo ridere per gioia o per disperazione, non lo so, perché è, è più probabile che colpisca l'asteroide. No, non ho visto proprio, dopo vado a vedere un attimo, non lo so. Quindi ragazzi, diciamo che stavolta abbiamo concluso questa serata con questo meteorite FT3 2007 che passerà, ripeto, il 3 ottobre 2019. Dicono che sia a 420.000 km dalla Terra
Sì. Quindi diciamo ragazzi che non si sa nulla, quindi dove diciamo più o meno hai detto mandami le mail in quel messaggio lì. Stava scritto se poi puoi mandare le mail e io te l'ho mandato. Stava proprio un commento proprio dove cercavi le mail che dovevi darmi una foto, ho detto. E mo te la metto sotto un altro commento semmai. La vado a mettere sull'ultimo commento mo. Quindi ragazzi, una notizia strana, non sappiamo purtroppo se è vero, se non è vero, sempre rimane un mistero. Fatto sta che questo asteroide esiste comunque, non sappiamo se davvero è pericoloso oppure no per la Terra, questo non lo sappiamo. Loro dicono di no, però voi sapete come la penso, che io non mi fido proprio di questa gente. Se questi dicono 420.000 km, io penso sempre che bravo, è buono adesso. Francesco, gli dici. Dopo penso da sticce e mezz'anni, magari si morimmo con la panza piena, fai buono Francesco. Tieni ragione, magari se ma morimmo buono. E vabbè, se non è un problema perché al finale se qualcuno dà fastidio poi la blocco, quindi non è un problema. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Francesco, mangiati 3 salsicce, una pure a posto mio. E non ci pensiamo, tanto le notizie qua sono sempre una peggionata. Sì, sì, me l'hai scritto, quindi io mo controllo più o meno dove sta un tuo commento, più o meno. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo domani. Non mangiate, mangiate la salsiccia più, Francesco. E sì, sì, dopo metto sotto qualche tuo commento. Vabbè ragazzi, buona serata, ci sentiamo o domani o più tardi, poi dipende, è ancora presto, quindi è capace che qualche altro video pure lo faccia. Va bene ragazzi, arrivederci e ci sentiamo. Sì, sì, non ti preoccupare.